Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, parliamo degli ordini religiosi che si sono distinti nella nostra Serenissima, nel nostro Veneto, Venezia, e andremo a conoscere anche Sant'Agostino, che ha avuto un ruolo importante. Allora, abbiamo in collegamento, salutiamo con immenso piacere, storico scrittore, professor Marco Zanetto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi e a lei naturalmente. Grazie professore. Allora ecco, con questo momento così che si parla di pontefici, abbiamo visto prima i Gesuiti e adesso Sant'Agostino, ma a noi viene anche la curiosità di conoscere un po' nella nostra terra veneziana, veneta, ecco, ordini religiosi. Non so, vediamo Sant'Agostino. Partiamo dal senso cronologico, partiamo da Sant'Agostino, che è stato molto importante nella storia della Chiesa. Allora, prima di tutto va detto che Aurelio Agostino, poi santo, è stato uno dei più grandi esponenti in assoluto del pensiero ecclesiastico e ha contribuito proprio a forgiare, dopo il concilio di Nicea del 325, il cristianesimo nelle forme che sostanzialmente conosciamo ancora oggi. Dunque è nato a Tagaste nel 354 ed è morto a Ippona nel 430. Naturalmente ha avuto una carriera ecclesiastica, diciamo così, molto significativa. È divenuto vescovo di Ippona nel 396 e prima e dopo ha conosciuto e frequentato biblioteche e studi di grandissimo livello. Era un esperto di retorica, ha potuto ascoltare e vedere trascritte le prediche di Sant'Ambrogio e il pensiero di Plotino. E veramente Agostino è da considerarsi uno dei grandi padri della Chiesa, anche perché si è battuto a fondo per una conoscenza teologica più approfondita delle Sacre Scritture, dell'Antico e del Nuovo Testamento, ed è stato veramente un protagonista nella lotta contro le eresie dell'inizio del Medioevo. Ha scritto molto, ma senza dubbio il testo più importante è il De Civitate Dei, che poi viene completato dal De Civitate Hominum. Quindi è la ricerca appunto della verità di questo manicheismo che aveva appunto contrastato, l'eresia che aveva combattuto, come ha detto lei, e poi credere nella fede, che aiuta, un mezzo che aiuta a superare appunto queste incertezze. Quindi un grande pensatore, un grande colto, una persona molto colta. E allora andiamo a vedere anche altri ordini religiosi che sono stati importanti per la nostra Venezia, perché appunto abbiamo le vicende movimentate dei Gesuiti, Domenicani, Francescani. Allora, di questi ordini, professore, ecco un po' chi è stato, chi ha dato il maggior segno appunto nel nostro territorio? Una storia un po' sintetica, cominciamo pure dagli agostiniani. Sì. Ecco, riallacciandoci a quanto dicevo in precedenza, gli agostiniani sono un ordine naturalmente molto importante che il Veneto ha conosciuto nella sua opera, nella sua azione in maniera continua, soprattutto a partire dal XIII secolo e in particolar modo nella seconda metà del XIII secolo. Sappiamo che gli agostiniani avevano dapprima, in questo periodo, il loro fulcro nell'azione in laguna, in quello che adesso è il monastero di Sant'Anna, che era maschile e poi è diventato femminile, Sant'Anna e Santa Caterina, che come sappiamo sono molto vicini alla zona di Paludo Sant'Antonio e di Quintavalle. Poi, alla fine del XIII secolo, hanno deciso di trasferirsi a Santo Stefano e questa è senza dubbio in tutto il Veneto la loro permanenza più conosciuta e più famosa. Campo Santo Stefano è uno dei campi centrali naturalmente della vita veneziana e gli agostiniani con la loro chiesa ne hanno fatto costituire un punto fondamentale nella storia
della loro esistenza culturale. Ecco, dico culturale perché va rimarcato che gli agostiniani erano nel complesso un ordine molto colto nel panorama degli ordini cristiani. Erano, e tutto sommato resteranno anche famosi dal Medioevo in poi, per i loro approfondimenti teologici, per la loro conoscenza delle sacre scritture, per la loro capacità dogmatica. Ecco, questo è un tratto caratteristico che è rimasto nella storia del cristianesimo, non solo a Venezia e nel Veneto, ma anche in tutta Italia e in tutta Europa. Poi naturalmente non bisogna dimenticare i francescani e i domenicani. Sì. Sappiamo che i francescani sono nel cuore di tutti, certamente non meno degli altri ordini per tanti motivi. Uno dei motivi più importanti è che hanno da sempre costituito un ordine cosiddetto mendicante, vale a dire che vivevano impegnandosi per aiutare gli altri e chiedevano in cambio pochissimo, il giusto necessario per la sussistenza. Sappiamo anche che poi a un certo punto, dopo la regola di San Francesco, si sono purtroppo divisi in spirituali e in conventuali. Gli spirituali erano quelli che volevano seguire per la verità, ferrea legge di San Francesco, una legge di vita estremamente dura ed estremamente parca, come sappiamo tutti benissimo. I conventuali, invece, sostenendo il fatto che di San Francesco al mondo finora ce n'è stato uno, che si sappia, sostenevano invece che era possibile diluire almeno un poco quella regola di vita così dura e così difficile da perseguire e nello stesso tempo avvicinarsi un po' di più al mondo dei laici, avvicinarsi alla vita quotidiana. Ecco perché hanno scelto e hanno ottenuto di avere una sede quanto mai prestigiosa, naturalmente nella zona dei frari, che ben conosciamo, una zona centrale, e viene denominata frari proprio perché per eccellenza i frati per i veneziani erano i francescani conventuali, anche se naturalmente gli spirituali avevano comunque il loro ruolo e la loro importanza. Ecco, questo termine così identificativo, così gentile, immediato come frari, dà l'idea di una compenetrazione molto forte fra quest'ordine francescano e la cittadinanza veneziana del Medioevo. E c'è anche da dire un'altra cosa. Lo Stato, naturalmente nelle figure che si erano insediate in Senato, è sempre stato attento naturalmente a coltivare il sentire religioso, ma nello stesso tempo, attenzione, ha voluto che si evitassero scene esasperate come quelle che si verificavano durante le processioni dei battuti. Ecco, la Repubblica dal 2-300 ha voluto espressamente evitare queste manifestazioni perché venivano ritenute una fonte di esagerazione e anzi di allontanamento dai pii insegnamenti delle Sacre Scritture. C'è da ricordarsi questo. Un altro ordine importante, come ben sappiamo, è quello dei Domenicani, che hanno avuto loro sede nel campo denominato San Zanipolio, San Giovanni e Paolo, con quella splendida chiesa che ben conosciamo e anche col convento che è stato così importante nella storia. I Domenicani hanno svolto un ruolo per certi versi diverso rispetto a quello dei francescani, però per la città, per i veneziani, per il Veneto e per la cultura
certamente almeno altrettanto importante, perché i domenicani, oltre alle opere pie, si sono dedicati con grande interesse anche allo sviluppo culturale. Sappiamo che i francescani erano dediti soprattutto all'aiuto fraterno, reciproco, alle preghiere, alla contrizione e all'umiltà. I domenicani, oltre a tutto questo, si dedicavano anche ad approfondire gli studi, non solo gli studi teologici, e in questo naturalmente erano più vicini agli agostiniani rispetto ai francescani. E per l'appunto la loro biblioteca del convento ha assunto nel tempo un'importanza di veramente eccezionale rilievo, tanto che uno dei domenicani più attivi e più colti, Francesco Colonna, ha scritto quello che è stato, diciamo così, un vero e proprio best seller del Cinquecento con l'ipnerotomachia Polifili, vale a dire la battaglia in sogno di Polifilo. E questa battaglia in sogno sta a rappresentare il desiderio di cristianizzare tutto il mondo, facendolo però diventare più connesso, più intimo con quello che era il modo di vivere e di praticare la quotidianità della gente. Uno scritto di eccezionale interesse, tanto che fra l'altro ci sono state delle dispute, delle polemiche. Qualcuno dice che era piuttosto difficile che un domenicano potesse scrivere un volume del genere, ma sembra che invece proprio Francesco Colonna, domenicano, si sia distinto in questa redazione veramente interessantissima, che parla fra l'altro anche molto della necessità di una maggiore tolleranza. Un sogno molto ambizioso, mi pare, veramente. Allora, professore, andiamo un po' a quello che è stato, diciamo, un ordine più ribelle, se possiamo definire così, i Gesuiti. Ecco, i Gesuiti che ordine è stato? Ma i Gesuiti sono stati un ordine, diciamo così, molto sui generis nel mondo della storia. Sappiamo che la loro nascita e il loro sviluppo ha avuto varie fasi e soprattutto a partire dal Cinquecento sono diventati un ordine dal punto di vista numerico ma anche qualitativo della massima importanza, per un motivo molto particolare, nel senso che i Gesuiti dal Cinquecento in poi sono stati estremamente apprezzati dalle classi dirigenti di tutta l'Europa per la loro cultura, perché anche i Gesuiti avevano una solidissima preparazione culturale e anche filosofica, ragion per cui molti re dell'epoca, ma anche molti giovani delle classi dirigenti, principi, figli di principi, eccetera, 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 ecco, avevano come professore privato, diciamo così, proprio un gesuita e altresì lo stesso avevano un gesuita come confessore privato. Questo testimonia la grandissima influenza che i gesuiti, soprattutto in Spagna, pensiamo a Filippo II, eccetera, eccetera, che i gesuiti hanno avuto in Spagna, ma anche in Italia, più in generale in tutta l'Europa rimasta cattolica, avevano un'influenza grandissima nel poter in qualche modo di influenzare, diciamo così, le decisioni di questi sovrani, di questi principi, per il fatto di essere confessori privati e per il fatto di essere dei professori che addestravano, diciamo così, alla vita e alla cultura le future classi dirigenti. Tanto che c'è da ricordarsi questo a proposito dell'area veneta. Anche a Venezia i gesuiti man mano hanno acquisito dalla metà del Cinquecento un'importanza via via crescente. Però, proprio per questa loro influenza a un certo punto considerata eccessiva, sono stati, diciamo così, bloccati nella loro espansione dalla Repubblica.
Infatti sappiamo che uno dei primi atti che ha visto l'interdetto, vale a dire la lotta fra Roma e Venezia, è stato quello dell'allontanamento, qualcuno parla di espulsione, dei Gesuiti da Venezia e dal territorio del dominio da terra. E da ricordarsi che i Gesuiti sono ritornati soltanto alla fine degli anni 50 a Venezia, quindi è stato un esodo sostanzialmente cinquantennale e particolarmente rilevante non soltanto dal punto di vista cronologico, ma anche dal punto di vista del cambiamento di questo sentimento verso i Gesuiti, prima estremamente rispettati, poi con il tempo anche un po' temuti per via della loro intelligente influenza nelle classi dirigenti. Ecco, c'è da ricordare che fra l'altro sia i francescani sia i domenicani hanno avuto un ruolo importante come inquisitori nel momento in cui la Santa Inquisizione è ritornata a Venezia, vale a dire nel 1543. L'inquisitore, che cercava di indagare circa la natura sincera o non sincera di certi cristiani che professavano idee non ortodosse, ecco, questo inquisitore è stato fino alla fine del Cinquecento generalmente un francescano e poi però dalla fine del Cinquecento in poi, quando i gesuiti sono tornati a Venezia, per l'appunto un domenicano, per cui c'è stata questa alternanza fra francescani e domenicani nel ruolo di inquisitori della Santa Inquisizione, che come sappiamo era un organismo molto temuto in tutta l'Europa cattolica, che però Venezia riusciva a controllare abbastanza bene, nel senso che mentre altrove, a Roma, in Spagna, ad esempio, si torturava tantissimo per sapere se c'erano degli eretici, dei protestanti in giro che infestavano le città cattoliche, a Venezia la Santa Inquisizione era mista, cioè era formata da 3 religiosi ma anche da 3 laici, 3 cosiddetti savi all'eresia scelti dal Senato, e in genere questi savi all'eresia svolgevano un ruolo di mediatori nei confronti dell'inquisitore, nei confronti del patriarca e nei confronti del segretario religioso, che avevano meno remore nel praticare punizioni, torture, eccetera, eccetera, per riuscire a scoprire una eventuale novità. Ecco perché a Venezia l'esame rigoroso, vale a dire l'esame con la tortura di questi personaggi dalla presunta fede distorta, avveniva soltanto nel 3% dei casi e quindi nel 97% dei casi c'era l'esame semplice, vale a dire la richiesta di chiarimenti circa certe frasi, circa certi atteggiamenti da parte di questi personaggi, che avveniva senza il ricorso alla tortura. E anche in questo Venezia si è distinta splendidamente e nitidamente per la sua cultura di tolleranza e anche di protezione anche nei confronti di chi in quel momento era inquisito. Certo. E fra l'altro Venezia, per completare questo argomento, Venezia è stato il primo Stato europeo che ha abolito definitivamente nel 1721 la pena di morte. E anche questo naturalmente è un fiore all'occhiello che va ricordato e che va apprezzato nella sua giusta dimensione. Certo. Professore, possiamo parlare dei benedettini? Parlando dei benedettini, sappiamo bene che la figura più significativa è stata quella di Papa Benedetto XVI, che ha ripreso anche il nome, no? Ecco, c'è da dire che la regola di San Benedetto da Norcia in Umbria, era ora et labora, cioè prega e lavora. Per noi è qualcosa di naturale, diciamo così. La vita del cristiano qual è? È la preghiera, che è importante, e c'è anche la fase del lavoro che per la quotidianità è altrettanto importante, ovviamente. Ma San Benedetto e i benedettini, nella prima fase della loro esistenza, lo vedevano in una maniera diversa, cioè come un doppio esercizio di pietà. Perché?
perché naturalmente la preghiera, la contrizione, era la dimostrazione della caducità delle capacità dell'uomo e la richiesta alle figure celesti, alla Madonna, alla Trinità, a Dio, la richiesta di intercedere in loro favore, a causa della loro debolezza umana, a causa della loro imperfezione, a causa dei peccati che inevitabilmente prima o poi commettevano. E poi c'è anche il lavoro, il labora. Ecco, questa per loro era una forma di punizione, perché per l'epoca, nella prima fase del Medioevo, il lavoro veniva considerato una forma di punizione. Per i nobili romani, per i ceti dirigenti ancora del tardo impero romano, l'ozium era la condizione generale dei ceti più abbienti. Ozium vale a dire non il nostro ozio, ma una vita tranquilla, senza lavoro, direzionata in quello per cui si sentivano più versati. Ad esempio la direzione politica, ad esempio gli approfondimenti culturali, pensiamo al ciceronianesimo, ad esempio in certe altre prospettive di vita. Ma all'inizio del Medioevo il lavoro era considerato una punizione che Dio mandava agli uomini sulla terra, e questa punizione doveva interessare soltanto i ceti e le classi medie e basse. Le persone altolocate, i nobili, i chierici, l'alto clero non doveva lavorare, doveva essere sostenuto dai contadini, dai lavoratori. Ecco, c'era la tripartizione famosa elaborata in quell'epoca da Adalberone di Laon. Chi combatte, i nobili feudatari, chi prega, i monaci, i religiosi, i frati, e ultimo gradino, ultimo livello, chi lavora, la povera gente, i contadini, chi deve lavorare ogni giorno per provare a sfamarsi. Questa era la tripartizione che i benedettini avevano in testa all'inizio della loro esistenza. Poi, dal 1100, soprattutto dal 1200 in poi, questo atteggiamento è cambiato, nel senso che il lavoro è diventato non una forma di punizione, ma anzi una forma di nobilitazione dell'attività dell'uomo, perché attraverso il lavoro si pensava che l'uomo si guadagnasse onestamente da vivere, imparasse professioni che erano utili non solo a chi le praticava, ma anche alle persone che stavano attorno a lui, alla sua famiglia, ed erano utili anche per chi le sfruttava, per chi andava a pagare per potersi sfamare, nel caso di un contadino che vendeva i prodotti del proprio terreno. Ecco che dunque i benedettini si inseriscono pienamente in questo raggio di azione di un lavoro ritenuto nobile e forgiante. I benedettini a Venezia poi si sono formidabilmente distinti anche per la loro cultura specifica nel campo dell'ingegneria idraulica. Ecco, erano monasteri benedettini quelli che costituivano tutta la cintura sud di Venezia, partendo da San Nicolò di Lido, poi San Clemente, poi San Giorgio, la Grazia, San Giorgio Maggiore, San Gregorio e San Giorgio in Alga, l'isola da cui andrà Papa Condulmer, Eugenio Condulmer, per diventare Eugenio IV. Sì. Ecco, i benedettini hanno unito le forze ai laici nel lavoro e sono riusciti a bonificare le tante paludi che infestavano la zona sud della laguna di Venezia, per cui hanno avuto un'opera non solo religiosa, non solo culturale, ma anche fattiva di primo piano nel combattere la malaria nella laguna di Venezia in tutti i secoli del Medioevo, a partire dal IX in poi. Ecco, questo è fondamentale perché senza l'opera di cultura e di attività dei benedettini che collaboravano con i laici, la laguna di Venezia sarebbe continuata a essere infestata dalle paludi e naturalmente anche dalla malaria.
Quindi un grande ordine, molto laboriosi, anche qua nel Padovano hanno fatto opere veramente ingenti di bonifica, come sta dicendo lei, in modo tale da rendere fertili tante zone coltivabili e quindi anche sfamare tante persone. Bene professore, abbiamo fatto un bel viaggio negli ordini religiosi, siamo partiti da Sant'Agostino, questo grande santo che adesso è tornato alla ribalta certo, sì. Per opera appunto del nuovo Papa, e quindi poi gli altri che sono stati importanti per il nostro territorio, Venezia soprattutto, ma anche qui ovviamente in tutto il Veneto. Alla prossima professore, alla prossima. Tanti saluti a tutti voi e a risentirci. Certo, alla prossima, grazie professore. Grazie a lei, buona serata. Buona serata.